Ma di aduccio sin a Udin, te giornate de maratonina. Una manifestazione un'evore sintude, rivade ai 14ª edizione. Nus conte alc su questa manifestazione, Venanzio Ortis, vicepresidente dell'Associazione Maratonina Udinese. Abbiamo avuto una partecipazione veramente degna di questa edizione, abbiamo fatto anche un record, nel senso che abbiamo avuto un sacco di int in tutte le manifestazioni, cominciando da staffette da scuole, che abbiamo avuto 31 staffette, per 124 frutti, giovani, anche perché anche liceali. Abbiamo avuto dopo la mini run con oltre 600 picciui e la corsa qui Tians con 300 Tians che hanno fatto 900 metri. Domenica abbiamo avuto una giornata super perché abbiamo fatto il record di partecipanti sulla Miege Maratone, abbiamo avuto oltre 2000 persone iscritte, abbiamo avuto anche un record 59,0 voti, è veramente un team importante, è il secondo team mondiale e quindi nos dà lustro e nos dà un'importanza a livello agonistico senza guai. Il percorso è ovviamente studiato in un certo modo, in modo di avere poche curve e più rettilineo, in modo da favorire la velocità, ma soprattutto è un percorso che è stato omologato da un misuratore da IAF e quindi qualsiasi record che viene fatto è valevole a livello internazionale. Volerei anche ricordare che andare dopo in ta corse sta strauding 600 persone, compreso ovviamente che dal Nordic Walking i strasingle eccetera, perché ovviamente è una manifestazione, la strauding che vuol coinvolge un po' tutte le anime del movimento disimpodistico e quindi questi sono i risultati. Volevo ricordare anche un risultato che tenga così, abbiamo avuto un giovane di Udin che alla corut un giovane che è junior da categorie FIDAL, alla corut la Miege Maratone in 1 ora e 11 e 0 voti e che è il risultato più importante a livello territoriale e lo portiamo ovviamente in via le mostre. Enrico Turlon è il giornalista sportivo di Radio Onde Furlane che nos conta la gara. I 21 km dal percorso sono stati vinti per quanto riguarda i maschi dal Kenyan Mutai, Jeffrey Mutai, che è arrivata a fare 21 km e 97 metri in 59 minuti e 0,5 secondi. Questa vuol dire che la corretta a 20 all'ora praticamente all'ave come marcia. Per femminis si è classificata assoluta al 19esimo posto, però è arrivata prima da femminis Jepkocek Corretti, sempre dal Kenya, una giovane promessa che ha corretto i 21 km e 97 metri in 1 ora, 10 minuti e 6 secondi. Insomma, maschio e femmini, tante partecipazioni, le partecipazioni sono state sore ogni aspettativa e hanno partecipato anche gli atleti disabili con le maratonine dedicate a loro. Una roba importante è che anche il presidente regionale del CONI, Giorgio Brandolin, ha detto alla fine che il CONI ha distaccato anche dei movimenti sportivi così chiamati minori rispetto al ballone, ma che alla fine minori non sono, perché le partecipazioni che sono state in Place Libertà a Udin e sotto dall'oggi da Lionello è stata veramente importante e un movimento che non manca secondo me di dare un spunto anche per quanto riguarda il turismo da città di Udin. Un evore di corridors partecipe ai maratonina. Sintince che pensi? Diciamo che le maratonine di Udin sono veramente risentite sia dai atleti così no, e sia dai in banda e di fa feste. Io
manifestazione che a Mancuglio pensi anche ai miei colleghi, se le aspettano tutte l'anno, perché oltre che cori, come dite prima, lei fa feste tal mese da lì, senza rogne e casini che sono voi, capite? Il percorso lei a livello tecnico è un percorso a buon semplice, perché sono tanti professionisti che vengono in per fare il tempo, come questi ne fanno, però tra lavorare, allenarsi e tutto il resto non è semplice. Ecco. È un avvenimento, penso, uno dei più importanti che sedi a livello di maratonine. Le gare le abbiamo fatte a buon bene. Io le ho fatte in 1 ora e 23, che per un dilettante è un buon tempo. E chi sta le dut da maratonina, mandi a duc.